E vende stat une volte l'an, aie legnot di San Juan. Clari di lune, scur di misteri, li stelis s'impien e tignin lontan istriaments. Plantis e rosis assintin nove vite in tegnot plui curte da l'an, e le rosade appar une cuviarte di sede poiade sui prats. Lis fantatis di stirade ste iarbe suspirin un moros innamorat. Anche tu, vieli cocolar di muruz, ormai dut sud, indurid dalis radris gropolosis e scuris, tu spietavis chistegnot, pleant il tiaf rassegnat. A mie geniot, le prime fue, e subit daur, e bute furi butui de scoculis. E intant, le grame e murs tiafoiadi dal sottuesin. E vende stat une volte l'an, e je legnot di San Juan. Legnot di San Juan. Li fantatis avancrotis talort. La luna di San Juan alismonda. Sot dal milusar si pognin crotis, guardant li stelis perdutis e il nul. Mondimi, rosade di San Juan, a chiantu sei in plan plan lis fantatis, pognetis sol dal milusar neri neri, la cornusa, la piela, la batistona, sedielis che sfantatis, che stroligutis. Il grin dut mol di rosade al birilà come la neil alla luna di Zuin. Intant, i fantats acchiantin giù per un mont lontan. Pierpaoli Pasolini. Allora, Pierina Adreus i Coduti e Bernardina Adreus i Modotti. Sì, il mio ricordo è alle feste dal mese di giugno ho veduto che c'è le serate amorose per San Giovanni e una femmina dal nostro paese, Lavie, e nos faceva che le archie per San Giovanni, però per San Pieri nos faceva le clave di San Pieri. E stava in un cortile che esiste anche mo, circondato dal bosco e da chiasis. E in quel cortile lì si passava tutti, perché lì era il poch, lì che si leva a chiuli laghe. Allora le mattine di San Pieri, noi eri in frus, e nos clamava tutti e diceva venite a vedi che è passato San Pieri. E chiappava un modon, gli metteva le cinese per zore dal modon, e dopo chiappava in tal circondario de stiasis e de stalis le clave più grandi, che era grande proprio come il modon, e faceva l'impronte, e così dal domani in ore no frus o le venduti lì a vedere queste maraviglie. E siccome che si immaginava che San Pieri non veniva per strada ma fosse venuto giù per il bosco, ora stava in chiantas a vedere se magari dal bosco aveva perduto, non sai, qualche tocco di pancia che poteva avere in te bisacce, in tal zaino, che aveva, no? E queste erano le tradizioni di queste femmine che con le poche scuole di allora, di in che volte, ma non faceva, quando era in frus, tanto già, non si insegnava tanti robis, e i giochi si dividevano in seconde stagioni. Le classi, le robis così per San Pieri, dopo non si faceva le scioris, il popcorn, no? E noi gli dicevamo, gli domandavamo, no, ma se mi quando pioveva che non levano a lavoro per campagne, non si fai tu le scioris? E gli diceva, no, perché voi non tone, non vengono in scioris e vengono in sciors. Allora invece di brustolare le blave che veniva fuori il popcorn, e brustolava il cinquantino non veniva in scioris. Allora quando veniva il temporale e brustolava le blave fatte apposta per fare il popcorn,
e questi si saltavano in tre personie e allora io dicevo, vedevo, e venivano le signore domenica di caltone. E quando ero in frutti spiccioli, no? In diversi paesi era qualche femmina che diceva che era strie. E allora se levano a menare le porcite e dicevano che non sei di tal cortile, che ti fai il trisvoli, porta via un inin di olive per benedizione. Un'altra era strie, non si sapeva perché, forse anche una femmina poi avveduta magari di qualcun altro, no? Che sapeva magari poi robi, so perché aveva stato a servire con i orso, qui o là, insomma diceva in strisce. Come conosciuto un'altra che si intendeva tanto di medicine. Tanto è vero che Sofia diceva, prima di là dal mio di passare tali di memari. Era una femmina che faceva punturi, era una femmina che si intendeva anche di medicine spaidolors, con le pesce o con robi così. E naturalmente questi robi, quando si era frus, tornando sempre al mondo in che volte, facevano viodi questi femmini come che avessero un al di più di che altri, sia dal bene sia dal male. Cambiare di spastris. Il secondo, come il primo, si rompe, si lascia colare il blanc d'alope dal vaso e si butta via il rosso. Il blanc d'alope che è al vaso, mettute furte ruggiate, al vaso il veliero. Come io portin. Stiamo preparando per le rosade. Vi ho detto domani c'è covin di nuovo. Ecco le sue che chi è l'archie? Non è archie? Che altre archie?
Voi donna la me mariute bambinute dal Signor. Voi donna la me mariute bambinute dal Signor. Sulle pluriate cime agliere sorella guidone, sulle pluriate cime allieve sorella guidone, sulle pluriate cime allieve sorella guidone, e che ste noie l'ore di quando dall'amor. Muori bevi, torni a bevi, di che il vin calle tambor. Muori bevi, torni a bevi, di che il vin calle tambor. Muori bevi, di che il vin, torni a bevi, di che il vin, di che il vin calle tambor. Muori bevi, di che il vin, torni a bevi, di che il vin, di che il vin calle tambor. Trai di bevi, di che il veri, che Trindullaile che bambinute e si torni ai dormidi, ie va. Un'altra usanza era che le sfantates che avevano voglia di cirirsi o di avere qualche amore, avevano voglia di sapere quel che voleva più bene o quel che era più giusto, e che avevano tre fuochi di fiar, le smettevano in tettiere e davano il nome a ognuna, però era un nome che dovevano tenere segreto solo loro. Dall'indomani avevano a chialare che era più flappide, era che si flappivano di più, non erano adatte, e le più belle che restavano erano che giuste. Quel che era più simpatico perché per gli. Così erano contenti. Trindullaile che bambinute e si torni ai dormidi, ie. Si chiappava tre fasoi, un se lo scussava dal dotto, che l'altro in mezzo e un se lo lasciava in tir. Prima di addormentarsi lo metteva sotto il cuscino, si dormiva tranquillo, dall'indomani si leva sotto con le mani e si vedeva c'è che si chiappava su, se si chiappava su in tir, mezzo o spellato dal dotto, che voleva vedere. Se era in tir, tu sposavi su un signore. Se era in mezzo, tu sposavi su un cosan, che voleva dire che aveva qualche chiamput, qualche roba per poter vivere. E se era scussato dal dotto, era veramente puro. E lì si viveva col cuore in mano. Tu mi dirás unde profundis, con tu sentirás a dir, che io soy sul ciam di guerre, parli tagli d'amori e amori, cosa rincardi strovini di mosche spadiscano, pensari a che sbambinis, che la Si facevano anche queste prove che volevano sapere trossani che avevano dispettato per maridarsi e che avevano il chiavelli de mare che è il più lungo, si facevano dalle vere e provavano trossani
che avevano di aspettare prima di sposarsi. Allora le vere si infilava tra chiavelli e si teneva una taccia. Le vere cominciava a fare ding, 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 ding. Ogni dondolata che toccava il vero era in un anno, o due, o tre, o quattro, ogni anno le raccontava. Questi sfantati manco la batteva e poi contenti erano, perché erano prossimi di sposarsi. Se non batteva, niente, a voler vedere che non si sposavano e rimastavano a Vilidis. Mi diceva mia nonna queste robe qua.